Ultimi dettagli in merito ai due eventi che vedranno la caserma Goi Pantanali di Gemona al centro del fitto programma del 50° anniversario delle devastanti scosse di terremoto del 1976. Domenica 3 maggio, per accesso con i mezzi propri, il riferimento principale è il parco del Rivelino Osoppo, da cui sarà attivo il servizio bus navetta verso l'area della celebrazione. Non sarà possibile raggiungere la caserma direttamente con l'auto. Per la Santa Messa è prevista la prenotazione gratuita del parcheggio e della navetta dedicata. Sul fronte ferroviario, per la Santa Messa, i treni della programmazione ordinaria con arrivo a Gemona tra le 11.18 e le 15.22 consentono una capacità complessiva di 1.118 posti a sedere, al netto di quelli ordinariamente utilizzati. Per il ritorno, tra le 17.19 e le 19.33 consentono il trasporto di 1.131 passeggeri seduti. A questi numeri si aggiungono i posti in piedi che permettono un ulteriore incremento della capacità disponibile. Sempre sul fronte ferroviario, per il concerto del 7 maggio di Andrea Bocelli, tra le 17 e le 19.27, tra i treni della programmazione ordinaria e un treno straordinario da Trieste via Udine, è disponibile una capacità reale in arrivo a Gemona di circa 1.500 posti a sedere. A Udine sarà inoltre possibile l'interscambio per i passeggeri provenienti da Venezia e da Gorizia. Per quanto riguarda la Santa Messa del 3 maggio, restano attive le registrazioni gratuite su Ticket One per il concerto del 7, la disponibilità è esaurita. La Regione Friuli Venezia Giulia invita i partecipanti a utilizzare prioritariamente il sistema di transfer da Rivelino e il trasporto ferroviario, così da favorire un afflusso e un deflusso ordinati nelle due giornate.